Vabbè, momento, per favore. Sono stanco, sfinito, squassato. Non mi reggo, sono tanto provato. Margherita, Claretta e Lulù mi ha ridotto che non servo più. Sono un uomo di moda fatale, con le donne sono spesso brutale. Le stravalse, le morto, le sciute, dunque morsi più peggio e lupa. Mi chiamano cagà, cagatti qua, cagatti là, tutti vogliono cagà. La contessa Pomponia Scorzetti vuol cagà sulla spiaggia alle 7. La duchessa Cornelia Vaccotto vuol cagà sul terrazzo alle 8. Mi chiamano cagà, cagatti qua, cagatti là, tutti vogliono cagà. Come dite pure voi? Come dite pure voi? Spesse volte mi dice la gente che non vive, che non so far niente, ma la gente maligna non sa che fatica, che faccio a giocare. La mattina rincaso alle 7, poi mi sveglio la sera alle 8, mangio poco, soltanto un brodino, carne, pesce, non mi entro tacchino. Mi chiamano cagà, cagatti qua, cagatti là, tutti vogliono cagare. La marchesa Picoscia Valenti, dopo forza cagando errare. La signora Ranocchia Lasagna vuole cagare tutti i giorni in campagna. Mi chiamano cagà, cagatti qua, cagatti là, tutti vogliono cagare. Il dottore Filippo Castrato mi ha trovato un poco sciupato e mi ha detto: mio caro cagà, per 3 mesi non devi fumare, e per cura ogni giorno mi ha dato una siringa di catotilato. Gli ho risposto: mio caro dottore, devo fare la cura d'amore. Mi chiamano cagà, cagatti qua, cagatti là, tutti vogliono cagare. La cantante Luciella De Falco dopo forza cagata in palco. La pittrice spennata Pennello vuol cagare quando fa un guerello. Mi chiamano cagà,